Amici, la mia uscita di oggi è stata una vera sofferenza. Non avevo intenzione di farci un vlog, ma alla fine ecco questo video. Vi mostrerò in particolare alcune vecchie carrozze di treno ed una fornace in disuso. Che ci fosse un po' di vento me ne ero accorto pochi chilometri dopo essere uscito di casa. Ma che le raffiche fossero così forti me ne sono accorto molti chilometri dopo essermi allontanato. Penso di non aver mai pedalato con un vento forte così. Lascio apposta i dati telemetrici a video affinché vi rendiate conto della differenza di velocità tra andata e ritorno. Come vedete sto sfrecciando mediamente ad una quarantina di chilometri orari, con punte vicino ai 50. Mi trovo, in men che non si dica, a Venzone. Ne potete vedere le mura alla mia sinistra e poi il Duomo, sempre alla mia sinistra. Ora sono a Gemona del Friuli. Il vento mi spinge ed io quasi neppure pedalo. Le energie che sto risparmiando adesso mi serviranno tutte tra poco, quando il vento, da amico, mi diventerà nemico. Svolto a sinistra. Sono a Campolessi. Il vento comincia ad ostacolare le mie pedalate, rese ancor più difficoltose dal vergognoso stato del fondo stradale. Pian piano mi sto riavvicinando a Gemona. L'unica cosa che mi distrae dalle faticose pedalate sono i murales alla mia sinistra che scorrono sotto al cavalcavia sul quale transita il treno. Solitamente i semafori rossi danno fastidio, ma oggi sono particolarmente graditi. Permettono di recuperare qualche forza. Riparto e mi trovo sotto la chiesa di Santa Lucia, imponente costruzione moderna che si trova nelle vicinanze della stazione dei treni di Gemona. Anche qui, oltre che contro il vento, mi tocca combattere con il fondo stradale penoso. Sono veramente stanco e le raffiche non aiutano. Figuriamoci il continuo slalom sull'asfalto tra un buco e l'altro. Al semaforo decido di tornare prendendo la pista ciclabile. È sicuramente più riparata rispetto alla strada che ho percorso all'inizio. Ma sono così stanco che ad un tratto sbaglio a girare e dopo un po', appena me ne accorgo, torno indietro. Così, giusto per fare un po' di fatica in più. Visto che mi trovo vicino a queste due locomotive storiche, decido di fare una breve sosta e qualche ripresa. Si tratta di una E626 e di una 835 monumentate. Finalmente imbocco la pista ciclabile. Dopo averne percorso qualche centinaio di metri, sbuco di fronte alla fornace da calce e Copetti. Sono sempre a Gemona, in località Borgo Molino. La fornace venne costruita a cavallo tra il 1951 e il 1952 e funzionò sino al 1962. In breve venivano raccolte nelle zone vicine le pietre calcaree, che poi erano introdotte nella fornace per mezzo di carrucole motorizzate. Lateralmente erano presenti delle bocche di fuoco. Dopo 12 ore di calore continuo, le pietre diventavano calce viva. Riprendo il mio viaggio. Sto entrando ad Ospedaletto. Eccomi sulla pista ciclabile. Alle mie spalle la chiesa di Santo Spirito in stile neogotico, edificata nella seconda metà dell'Ottocento sul sedime di un'altra chiesa esistente. Il paesaggio è molto bello ed il vento è molto forte. Continuo a pedalare. A volte piccole discesine mi danno un po' di forza,
ma poi seguono le relative salitine che me la tolgono. Amici, c'è veramente un vento contro incredibile, faccio una fatica a procedere in avanti, c'ho freddo, si spande in continuazione ed è per questo che sono entrato nella pista ciclabile. Prima per strada, quando avevo il vento a favore, arrivavo pedalando pochissimo, 50 km/h, senza far fatica, senza far niente. Non sarà un vlog molto parlato, perché appunto faccio fatica a procedere, sono stanco, ho fatto troppi chilometri e non vedo l'ora di arrivare a casa. Freddo, e ogni volta che il vento smette di tirare sembra un sollievo, sembra di andare avanti, e invece quando il vento tira contro sembra di pedalare e non me ne frega. Bene, riprendo a pedalare senza parlare, perché oggi si fa veramente fatica. Bene, spero che questo vlog ventoso vi sia piaciuto. Io ho fatto tantissima fatica, parlo al passato, ma devo fare ancora più o meno 30 km prima di arrivare a casa e sarà un po' dura. Dunque vi saluto adesso, grazie per la compagnia.